Vi voglio raccontare una storia. La storia di un ragazzo danese che all'età di 16 anni scopre la Sardegna e nella sua breve vita, purtroppo, investe tutte le sue energie fisiche ed intellettuali nello studio della cultura dell'isola. Andreas Fridolin Weiss Benson nasce nel 1936 in questa casa a Gentofte, vicino a Copenaghen. I lavori fatti in Sardegna sono molti e importanti, come quello sulle Launeddas, l'unico che è riuscito a finire prima che una brutta malattia lo portasse via all'età di 35 anni. Andreas Fridolin Weiss Benson veniva da una famiglia benestante e famosa in Danimarca perché da secoli i Benson sono conosciuti come giuristi, compositori di musica e pittori. D'estate la famiglia Benson si spostava nella casa al mare a Tisvilde-Leie, dove siamo andati a trovare il fratello Adrian. My brother Fridolin, he was the youngest of the three of us. We were three that my sister Lick had. And we lived our childhood in a big villa in Gentofte, built in Italian style by my grandfather. It was a very lively and open place where my grandfather lived. Già da ragazzo, Fridolin o Andreas, come usavano chiamarlo in Sardegna, si fa notare per la sua intelligenza. Nelle scuole elementari gli avevano addirittura permesso di saltare una classe. But from his early years, he was a very strong-willed person. You could never bend him from anything he has decided on. And he was also very intelligent. He learned languages. He studied Arabic and hieroglyphs in a very early time. And I'm not sure he understood so much of it, but it meant something to him. And he was always very inventive. He always had ideas of all kinds of inventions he made and projects going on. Music always meant a lot in our family. My father was a classical composer. Fridolin was also interested in all other kinds of music, folk music, and the gamelan music, and finally, of course, in the Launeddas. But we started out in playing jazz together, and that was just when the New Orleans wave of jazz started. And once he came to me and he said, well, they're opening a new jazz club, and I'm playing with an orchestra in there, and they could need a piano player. How about that? I got fascinated with it, and after a short while, I made an orchestra in my name where Fridolin plays the bass, and he played the bass for me in 3 or 4 years in that orchestra. My old friend Anders Djurup, he found a small joint called Montmartre in the city of Copenhagen. So we opened a jazz club there with the orchestra and called it Club Montmartre. And it persisted for many, many years and ended up the Jazz House Montmartre, where almost everybody has played later on playing modern jazz. Non abbiamo ancora scoperto quale fosse il motivo o la curiosità che nel 1952 lo spinge a venire in Sardegna. La mamma gli aveva comprato alcune cartoline postali prepagate chiedendogli di inviargliene una alla settimana per fargli sapere se era ancora vivo o se fosse successo qualcosa. Adesso ne ascoltiamo 2 del mese di luglio del 1952. Dear Mother, I've had a wonderful time. The landscape is marvelous, like the savannah in the African films. Yellow hills with occasional bushes growing that from a distance look like spots. I eat about 100 lyres a day.
Dear mother, I did indeed choose a lucky path when I decided to come to Sardinia. The first day, I travelled 128 kilometers inside the island and came to a little university town called Sassari. The next day, I travelled a further 100 kilometers to a little town in the centre of Sardinia called Nuoro. Here, I also slept in the open, outside of town with bell sheep grazing around me, guarded by shepherds playing the flute. Già da allora Fridolin comincia a pensare ai grandi problemi della Sardegna. Uno di questi era sicuramente il banditismo in quegli anni. Viene a scoprire anche che il bandito più famoso si chiamava Tandeddu ed era di Orgosolo. Curiosone, si reca ad Orgosolo dai familiari e chiede loro come poteva fare per incontrarlo. Ma la storia ce la finisce di raccontare il fratello Adrian, che a distanza di 50 anni ricordava ancora tutto quello che era successo. They said they didn't know where he was, and they told Fulina said, I just want to interview him. Oh, they just to take him to 400,000 lira, but besides they didn't know where he was. So he went away, and he slept in a new building, a building on under construction, which was what he did at that time. And in the middle of the night, he heard somebody move, and he woke up and he drew his knife, and he said, "Die." And the man said, "Don't you worry, sir, I'm your friend. But the other one thinks that you're a police spy. And if you stay in Orgosolo, you may see the sunrise tomorrow, but you certainly won't be able to see the sunrise the day after tomorrow." Nel 1953, con l'amico Nicolino Migaleddu, vanno a sentire una gara poetica. Dopo la gara, uno dei poeti a Fridolin gli parla delle Launeddas e gli dà anche l'indirizzo di un suonatore. Dopo qualche giorno Fridolin era già a Santa Giusta, a casa di Felicino Pili. Considerato che lui era già musicista nonostante la giovane età, capisce molto in fretta le potenzialità di questo strumento, la musica che poteva produrre, ma capisce anche che era uno strumento che rischiava di scomparire. He went there for not so many days, but sometimes. And there he came and he heard the Launeddas. And he came home and said, "I found the subject of my life." Finite le vacanze, rientra in Danimarca, ma continua a sognare di tornare in Sardegna per registrare le musiche e i canti. Così scrive alla sua mamma in una lettera. Dear mother, there is a possibility that I could rent a wire recorder from the National Museum or the Zoological Museum. This would mean that in Sardinia I could buy a donkey, and so at least I would not need to carry my luggage myself. And I could even bring a tent. But I am not yet sure that they would rent the recorder to me, and so I dare not believe it yet. But could you imagine what a great trip I could have? Negli anni successivi riesce a tornare ancora in Sardegna e per poter girare agevolmente i paesi e per essere sostenuto, entra a lavorare con il Circo Zanfretta. Nel 1955 lo troviamo nel Circo Zanfretta con la fidanzata Ulla Rium e con il suo amico Christian Eilers che ci racconta l'esperienza. Noi abbiamo fatto parte della compagnia come assistenti delle cose pratiche. E io, per esempio, ho avuto la responsabilità di attendere l'elefante. Ce n'era soltanto uno e c'erano anche, mi pare, 2 cavalli. Era un circo piccolissimo, ma era un circo pieno di attività perché la famiglia intera faceva parte di tutto questo che succede nel circo. Era incredibile. Ma poi abbiamo anche avuto, credo, un ruolo verso il pubblico perché quando si faceva la processione del circo
e quando si entrava in un paese, noi eravamo in una posizione nella quale ognuno poteva vedere noi tre scandinavi come eravamo degli artisti. E credo che eravamo, perché eravamo biondi, eravamo forse un po' più alti dei sardi a quel tempo, eravamo un'attrazione per il circo. Si iscrive all'università in antropologia. All'epoca le lezioni si tenevano all'interno del Museo Nazionale di Danimarca e il docente era proprio il capo del Dipartimento etnografico, come ci racconta il suo compagno di studi Torben Lombeck. The lecturer was Kai Birke Schmidt, who was at the same time the head of the ethnography department here in the museum. And Fridolin and I were his students at a rather late period of his lecturing. But as a fact, during his first nearly 20 years, he only produced 10 students finished their studying during that period. And I was last one to do so under his lectureship, and Fridolin was the first to finish his studies with the new professor who came afterwards. But there was some years when Fridolin and I were more or less the only ones studying ethnography. Per mettere da parte dei soldi per pagare la spedizione in Sardegna, continua a dare lezioni di greco e di latino e a suonare nella jazz band del fratello Adrian. Con questi soldi si compra una moto Nimbus con il sidecar. Sostituisce il sidecar con un grande cassone di legno per poter trasportare le attrezzature della ricerca e i suoi effetti personali. Il fratellastro Viggo ci racconta il giorno della partenza. I can also remember him when he first took away to Italy in his old motorbike. Fantastic. An old Nimbus. It's not going that fast. Then he drove out and his little tape recorder in the box. It was with a side one. Con questa moto, che raggiungeva la velocità massima di 80 km all'ora, nel mese di novembre del 1957 parte da Copenaghen. Attraversa la Germania, che in quel mese doveva essere già sotto zero, e dopo 11 giorni arriva in Sardegna. La ricerca gli era stata commissionata dal Museo Nazionale di Danimarca, che lo incaricava di comprare attrezzi etnografici. Cosa faceva Fridolin? Prima li fotografava quando erano ancora in uso dai proprietari, poi li caricava e li spediva in Danimarca. Con questi attrezzi nel 1959, nei locali del Museo Nazionale di Danimarca, organizza una mostra tutta dedicata alla Sardegna. Probabilmente una delle mostre più interessanti, almeno dal punto di vista scientifico. Nella mostra, come potete vedere, c'era una vasta gamma di attrezzi, dalle barche di fieno palustre ai cesti in paglia, antichi aratri di legno e attrezzi per la preparazione del formaggio, una macina in pietra e gli attrezzi per fare il pane, bisacce, maschere, statuette e contenitori in terracotta, un antico telaio verticale con ancora l'ordito in lavorazione, ma anche, naturalmente, strumenti musicali. Tra gli oggetti raccolti figura anche una bellissima collezione di maschere del Carnevale di Ottana. Peppino Azzori, che aveva accompagnato Fridolin in quell'occasione, ci racconta l'esperienza. Ricordo che la raccolta delle maschere a Ottana, pagandole un pacchetto di sigarette, i ragazzini le rubavano da casa. E mise assieme una bella collezione di maschere che credo sia al museo di Copenaghen, e forse sarà la migliore documentazione che abbiamo sulla Sardegna per il mondo, insomma.
Purtroppo i soldi della ricerca arrivarono solo dopo 6 mesi e lui passò tutto l'inverno del 1958 senza soldi, come scrive lui stesso nel diario. At this point, I was almost without money, and since the money from the National Museum would not arrive before May, I was living on the generosity of my friends, and without being able to do much. E questo lo conferma anche il suo amico carissimo Peppino Azzoli, che lo ospitava a casa sua, e il suonatore e cantante Salvatore Manca Gavaurru di Cabras. Di tanto in tanto compariva, era sempre morto di fame, non aveva una lira, poverino, e allora così finiva per venire a casa. Sai, i miei brontolavano un po' perché non eravamo gente così benestanti, mio padre era artigiano. E però insomma un piatto di minestra c'era per tutti. Andrea fu un picciocco ruvio e con due brava a manna. Foti, appena che deu da pocannotto. È un picciocco che io mi pariva, un picciocco troppo bravo, ecco che da ora dopo si sta prendendo un parecchiotte. Da 4 a 5 sa ben ma ricordo che è passato da 40 anni. Come possiamo leggere nello stesso diario di Fridolin, si sparge la voce che lui era senza soldi e tutti gli amici e gli informatori si danno da fare per poterlo aiutare. After that, I went to Donigala to pick up Giovanni Lai, but he was still eating his dinner, so I had to eat dinner twice that evening. It turned out that Antonio Lara was expecting me to have dinner with him. I had already eaten, but I had to eat again because Lara did not believe me and kept pressuring me. La situazione economica in quegli anni in Sardegna era molto triste. Eravamo appena usciti dalla Seconda Guerra Mondiale e molta gente pativa la fame. La miglior gioventù emigrava e quelli che restavano, anche i ragazzini piccoli, erano costretti a lavorare come nei tempi antichi, come possiamo ben vedere nel film di Benson e di Fiorenzo Serra. Il nostro cervello, per fortuna, riesce a cancellare le cose più tristi. E quando il tempo passa, non ci ricordiamo più dei dolori o delle sofferenze patiti. Ma Benson, con la sua grande capacità di osservazione, in alcune righe del suo diario, è riuscito a dimostrare tutta la sofferenza che stava attraversando la famiglia di un suonatore di Launeddas. Apart from me and the musician, there was also his wife, who would normally make irritating comments on everything we were doing. She was just lying quietly on a straw mat in front of the fireplace, feeding the fire with pieces of rubber on car tires cut into strips. Ma dopo 6 mesi, quando arrivano i soldi della ricerca, Fridolin non si è dimenticato di quelli che lo avevano aiutato e sentite cosa scrive nel diario. When I arrived, the musician was still napping after lunch, but got up right away
The financial situation was desperate. He was without work for a long time, and the little money he had earned by playing at the feast was not enough to live on. I went back to Cagliari after I had given him 3,000 lires. I was not able to give him more than that. Ma Andreas Fridolin Weiss Benson, pur essendo ancora molto giovane, aveva capito delle cose molto importanti del mondo della cultura sarda, come ci spiega il suo amico di Oristano Peppino Azzori. Soprattutto i più poveri riuscivano, e questo lui me lo sottolineava di tanto in tanto, riuscivano a esprimersi in un senso artistico che altre classi che avevano tutto, dagli abiti al cibo, non riuscivano a esprimere. Quindi canzoni, balli, ok, erano espressi da chi era più povero. Allora lui mi spiegava di volta in volta cose che io non avrei nemmeno immaginato in questo contesto. Insomma, mi aprì un mondo che sarebbe rimasto così una pura e semplice curiosità, ecco. A Benson interessava ogni aspetto della vita in Sardegna, ma era ancora attratto dalle launeddas, riguardo le quali aveva scoperto che era uno strumento che veniva da molto lontano. The Launeddas has an unbroken history on Sardinian soil for 2,500 years, surviving from the tribal culture of the Bronze Age. It can be observed on a bronze figurine from Sardinia portraying a man playing a wind instrument and holding two pipes in his left hand and one in his right, just as the Launeddas players do today. Ricordando le parole di Aristide Murru, amico e collaboratore di Andreas Benson, oggi forse possiamo affermare che le launeddas sono l'unico elemento della cultura nuragica ad essere ancora vivo e funzionante. Il mondo dei suonatori di launeddas era un mondo chiuso, pieno di invidie, e tutti vivevano nel terrore che qualcuno potesse rubare il loro repertorio. Come abbia fatto Benson ad introdursi nel mondo dei suonatori con uno strumento diabolico come il registratore, ce lo spiega ancora Aristide Murru. Noi andiamo a questionare questi cantanti che ancora continuano in vita. Ecco, De Andreas tenta un concetto, una persona proprio eccezionale, insomma, non da uno che parla, ma Andrea pur no. Di voi gli sono fu preciso, Poi che questo fu sul modo di studiare e di usare questo materiale. Non tenia nessun interesse dei dinari. Questo dinari non vi porta a nulla, sono vi portate a voi, a conoscere questa gente, a conoscere questa gente sarda, questa tradizione, questa cultura sarda, poi dopo di presentare sul mondo scientifico. Ecco qua. Un'altra testimonianza che ci aiuta a capire come ha fatto Benson a guadagnarsi la fiducia di tutti i suonatori, ce la racconta il professor Alberto Mario Cirese. Quel che fosse il rapporto con i suoi collaboratori, rivelato con chiarezza, rimane lì fissato addirittura sulla carta e non soltanto nella memoria mentale, per la lettera che Andreas mi scrisse quando io gli feci la proposta di realizzare dischi sulla Sardegna, uno dei quali avrebbe dovuto essere realizzato con i materiali sonori raccolti da Andreas. Oh, caro professor Cirese, e la prego di chiarirmi i punti seguenti. La mia coscienza non mi permette di utilizzare il mio materiale senza pagare i suonatori che mi hanno aiutato. La frase dice, ecco, con estrema chiarezza, nettissima, qual era il modo di essere di Andreas nel mondo dentro il quale lavorava, di profondo rispetto, di partecipazione, non assolutamente di rapina o furto del loro patrimonio,
ma nell'aver realizzato la possibilità che queste launettes venissero sentite e conosciute e amate così come lui la amava, ecco, in un mondo che è il mondo internazionale della cultura. Lo speciale rapporto di Benson con i suoi collaboratori era molto conosciuto e apprezzato anche negli ambienti danesi, come ci racconta il suo collega di studi Torben Lombeck. The kind of solidarity he showed to the informants and the Launetas players in Sardinia. I think this shows his attitude, also his political attitude, better than anything else. Grazie a queste qualità, il ragazzo danese riesce a diventare amico di tutti i suonatori, dal più famoso all'amatore. In questo modo è riuscito a raccogliere e a documentare ogni aspetto del mondo delle Launeddas. A iniziare dalla selezione e dalla raccolta delle canne, alla realizzazione vera e propria degli strumenti. Qui stiamo vedendo Antonio Lara, il quale come modello usava uno strumento vecchio. Lo spago lo faceva da sé, usando il fuso, e successivamente lo impecciava. Anche allora per fare le feste bisognava prima raccogliere i soldi. I paesi che se lo potevano permettere pagavano un suonatore per accompagnare gli organizzatori durante la questua. In molti paesi si passava con qualche immagine del santo. A Cabras mettevano la chiave della chiesa di Sant'Antonio dentro un piatto e lo facevano baciare alla gente. Le Launeddas sono sempre presenti nelle processioni e, come scrive Benson, al suonatore era addirittura permesso stare davanti al santo, come possiamo vedere nella processione di San Giacomo a Ierzu, mentre suonava Aurelio Porcu. Alla processione faceva seguito la messa, dove le Launeddas hanno ancora una grande importanza. Qui siamo a Villa Puzzu per la festa di Santa Maria e sta suonando Antonio Lara. Finita la questua, la processione e la messa, arriva il momento dei balli, dove il suonatore doveva offrire il meglio del suo repertorio. La gente si riuniva nella piazza della chiesa e al suono delle Launeddas si ballava fino a tarda notte. Un'altra occasione di svago con le Launeddas si verificava nelle bettole durante la settimana, quando gli uomini si riunivano e si divertivano a cantare vari tipi di canzoni, sempre accompagnate con le Launeddas e un bel bicchiere di vino buono. Un pezzo caratteristico del repertorio delle Launeddas, caduto in disuso negli anni 50, era la serenata accompagnata con questo strumento. Nel 1962 Fridolin riesce a ricostruire il contesto, a registrarlo e a filmarlo, e queste immagini
adesso restano come uniche in tutto il mondo della cinematografia. Quell'incontro ce lo racconta Salvatore Murta Spatata, che di serenate ne aveva fatte tantissime. Quando mi ha proposto di venire a Santo Salvatore, a Santo Salvatore appena 2 anni. No. Aggiusterò io. E ne mettevo una motocarrozza e il sasseccio. Doso si punta il seccio su carrelletto che portate e l'altro fu in cosciappa adesso. Si mettevo a Santo Salvatore per fare una serenata a Sagraparissa. Serenata, voce Salvatore Murtas, punte organo Salvatore Manca. Quando Fridolin rientra in Danimarca, lo attende un accurato lavoro di catalogazione degli attrezzi, delle centinaia di fotografie e soprattutto delle registrazioni sonore. Ma considerati i mezzi tecnici dell'epoca, sicuramente il lavoro più gravoso per Fridolin è stato quello della trascrizione e dell'analisi delle registrazioni sonore, come ricorda il fratellastro Viggo. And at that moment, Fridolin worked on the Sardinian thing, and he was making transcription of launetas and songs. And we were living close to each other. I had my girlfriend in there, and there was a very thin door. And Fridolin was with his old tape recorder. He was making the sound. Can you think about 12, 14 hours per day listen to launetas coming like that? He has to write down all the notes. I know exactly what he was doing at the moment. I was getting crazy about it because you know with how the job was also the songs from the Bandits. Questo straordinario e meticoloso lavoro di Fridolin diventerà la sua tesi di dottorato. A questo proposito abbiamo chiesto un parere a Peter Ian Crawford. That had 2 main results. One was that Fridolin himself really became the first Danish ethnomusicologist. There was no such thing. There was no training for anthropologists involved in music. So really he was a pioneer in that sense. The other thing is, of course, that apart from being the first Danish ethnomusicologist, he did research on the Launedas, which made the Launedas world famous through his research. L'antropologo sardo Placido Cherchi, in un suo saggio su Andreas Bentzon, nota: diversi antropologi nel secondo dopoguerra hanno studiato alcune tradizioni italiane che, ciò nonostante, sono lentamente entrate in agonia e scomparse dopo alcuni decenni. Gli studi del Bentzon, al contrario, hanno determinato una inversione di tendenza e hanno dato un impulso decisivo alla rinascita dello strumento, anche se in contesti diversi. Su questo argomento abbiamo chiesto un parere a Pitano Perra, noto studioso e costruttore di launedas e costruttore anche degli strumenti della preistoria. Quando il Bentzon incontrò le launedas, si accorse immediatamente di aver trovato un fossile musicale vivente, che comunque rischiava di scomparire per le pressioni della modernità. Quindi iniziò a raccogliere dati, registrazioni, fotografie e filmati che cristallizzassero questo momento. Un fermimmagine del mondo delle launedas che testimoniasse questo straordinario strumento arrivato da un lontanissimo passato. Questi dati oggi sono importanti non solo per le launedas, e ne possiamo vedere i risultati con tantissimi suonatori, molti dei quali professionisti,
ma anche per tutti gli studi sulla musica antica. Infatti oggi non c'è pubblicazione, convegno o seminario di archeomusicologia dove le Leonidas non siano citate e prese come chiaro riferimento per questi studi accademici. Non è facile rapare onari canto molto importanti sulla barba che ha fatto Andrea Stedolin Vice Benzo in Sardegna. E anzi bisogna da distinguere sul primo della banda che ha fatto il Leonidas, poi ti ha dato a Cabau, e sul secondo vi portava a Pirea De Vai, che ti lasciava a metà risce, poi te poverito siamo a 35 anni. Noso, castiendo questo materiale che stava rao, potete immaginare che se continuavano a vivere, che si sorti non dessi proprio stroncao, come ti dà stroncao, poi gli ha usato un studio proprio importantissimo, un studio luminoso per la conoscenza della cultura sarda. Fridolin was a joy, and he was also very funny. Andrea è sparito da quando si è morto, non lo poteva blues e ti auguro che sia nel suo cielo. E lui te chi canta sa con dolce armonia, t'auguro che in suo mondo non morte sta mai, consola sa afflitta e triste anima mia, porta scanto mi firmo, voli contemplai, voli d'ascoltai, so avvese scallas, in mezzo dei calas dei gentili florisi, rendisi s'amorisi con grande gentilezza, chi sa naturalezza più donai. E questa propria gentilezza i cantantessi ultimata sa, isti mia sai intrude questo giardino, fai chi si spogli a mia sa sienta sepultata sa, in mezzo de su gentili e fiorito rosino, e questo destino tu disigio ardentemente, pochi eternamente in suo mio tristo vello, cagli con un cravello in sora desta morte, tenga stessa sorti de mi tu voglia tornai. Beh, neanche il rumore delle capre? Eh? Dai, fammela una. Eh? Fragui piegavo, no? Questa è una pecora, vero? Paolo! Ci sei? No, Paolo! Paolo! Forse hanno sentito il melone. Eia! Erano coricate qui, buttaglielo lontano. No, lontano, aspetta, vado io. Lontano, no. Lontano, dammi. No, dammi. No. Dove? Lì. Così mi seguono. Ehi! Alla macchina proprio. Gli hai buttato quell'altra lì tu. Lancia.